Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto del vostro Marco Genduso qui pronto per commentarvi la 26ª giornata del campionato di eccellenza che vede scendere in campo i padroni di casa del Don Carlo Misilmeri e l'Accademia Trapani. Inizia anche il match di questa bellissima sfida tra Don Carlo Misilmeri e Accademia Trapani. Di Manfred a liberare Sanna Sardo dentro l'area di rigore, poi rientra, vediamo, Sanna Sardo va dietro per Pellegrino col sinistro. Non trova nessuno, era quasi diventato un assist per il secondo palo, quasi da futsal, ma nessuno arriva lì e dunque prima azione importante anche per Pellegrino. Guarda la porta, forse ci prova, ci pensa ed effettivamente ci prova. Uno col suo piede da lì deve fare però molto di più perché è un giocatore che ha questo tipo di conclusioni, però forse ha chiesto un po' troppo. Ecco, gli dicevamo Manfredo va a provarlo con il destro, lui invece forse era qui, forse era meglio di no. La certezza del rilancio, poi Secan entra dentro, Secan ancora viaggia su quella fascia, poi cerca un traversone dentro, nessuno devia, sarà però calcio d'angolo, ma quando si accendono quei due, lì è veramente difficile, con Secan e Campanella che quando dialogano, stavolta l'hanno fatto direttamente perché c'è stato in mezzo un intermediario che è stato Daguanno, però insomma, quando Campanella e Secan alzano un po' quelle che sono le loro giocate, l'Accademia Trapani fa veramente tanta paura, lo sa probabilmente il Don Carlo Misilmeri, lo sa soprattutto Mister Napoli che Amendola con il mancino, apertura ottima per Sanna Sardo che arriva contro la porta, anzi contro chiaramente Mistretta, ma si divora il gol. Che occasione per il Don Carlo Misilmeri, questo è calcia, fece il passaggio per la conclusione da fuori, tentata dal solito Romano e poi respinta di Mistretta. Un tiro che sembrava centrale, però ben realizzato. Dunque continua ad attaccare il Don Carlo Misilmeri che adesso meriterebbe probabilmente il vantaggio. Alla Secan, prova a dialogare i due. Adesso Buongiorno, Campanella apre Daguanno, attraverso il secondo palo, Barraco, calcia! E poi la palla entra in porta! Gran bella azione dell'Accademia Trapani che fa 0-1 con il cross di Daguanno al secondo assist consecutivo. Rispetto anche al match contro il Cefalù, ancora una volta per Barraco che questa volta lo fa molto molto più bello, mezza rovesciata, palo gol, 0-1. Alza la palla, gran bella idea, Mendola entra dentro, Mendola mette dentro e poi la palla va sull'esterno della rete, si disperano tutti, si dispera anche quelli che è fuori, ma questa palla non vuole entrare questo pomeriggio. Poi Longo rientra, prova a vincere il primo rimpallo Longo e Mistretta con un rimbalzo che stava quasi per fregarlo. Dentro per Longo, buca Iannazzo, ancora Longo, calcia sul secondo e poi non arriva nessuno a deviare, l'hanno levata Campanella e Benevegna, hanno salvato l'Accademia Trapani. Signor Rosso Capozzucchi, sempre Romano si impadronisce della battuta, Cosentino di testa, forse deviazione e poi non c'è più tempo perché dopo 98 minuti finisce la partita, vince l'Accademia Trapani, fa un grande colpo in trasferta e batte una delle corazzate di questo campionato che è il Don Carlo Misilmeri con il risultato di 0-1.